Gentile e rispettabile pubblico, buonasera. La marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania è felice di essere ancora una volta al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino e di presentare, così come avveniva durante i giorni di Pasqua, interrompendo il ciclo cavalleresco, la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Giuseppe Pitrè, in pagine famose del suo studio sulle tradizioni cavalleresche in Sicilia, ebbe modo di raccontare di una famosa messa in scena della Passione. E la Passione di Cristo fa parte del repertorio dei pupari siciliani, che sono stati abituati a riconoscere, quando si rappresenta a Roncisvalle, in Orlando Cristo e nel traditore Gano di Magonza Giuda. E quindi non poteva non essere altrimenti. Si interrompeva il ciclo cavalleresco e in una serata come questa, alla vigilia di Pasqua, si rappresentava la Passione di Gesù Cristo. Si sarebbe rappresentata molte volte in 3 serate, ma per esigenze di condensazione noi ve la rappresentiamo in un'unica serata, con questo copione Cristo al Golgota che ho elaborato con Fiorenzo Napoli, che raccoglie non soltanto le suggestioni dei Vangeli canonici, ma anche altre suggestioni letterarie che sarà piacevole per voi spettatori scoprire di volta in volta e che sono evidenti. La Passione di Cristo era un momento toccante, sia per i pupari che la rappresentavano, sia per noi che la rappresentiamo, sia per il pubblico. Un pubblico che molto spesso preferiva vedere la rappresentazione del mistero all'Opera dei Pupi piuttosto che sentirla raccontata a messa, non fosse altro che per la grande carica di partecipazione che le messe in scena, con la riproduzione sulla scena di tutto quello che accadeva a Gesù Cristo, dall'ingresso a Gerusalemme sino al ribaltamento della pietra del sepolcro, venivano rappresentate. Vi consegniamo questa gemma della tradizione catanese dell'Opera dei Pupi, fatta secondo le antiche regole di messa in scena, con l'insistenza certosina sui particolari, sui costumi, nella messa in scena di quello che viene fatto a Gesù Cristo, nella speranza che, come quando si ribalta la pietra del sepolcro, anche per tutti noi, soprattutto in questi anni difficili, ritorni davvero una Pasqua di serenità. Grazie. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui neppure una delle cose create è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende fra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Nell'anno 15° del regno di Tiberio Cesare, imperatore dei Romani, e 19° del governo di Erode, re della Galilea, nel giorno 8° prima delle calende di aprile, cioè il 25 marzo, durante il consolato di Rufe Rubellione, nel 4° anno della 202esima Olimpiade, essendo sommo sacerdote dei Giudei, Giuseppe Caifa, È venuta l'ora
nella quale deve essere glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi vuol godersi la vita, la perde, e chi sa rinnegarsi in questo mondo, la salverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, ivi sarà pure il mio servo. Se uno mi serve, l'onorerà il Padre mio. E che sei tu che parli così? Da dove vieni? Sono Gesù di Galilea. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è appunto a tal fine che io son venuto in quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Ancora per poco tempo, la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre, perché chi cammina nel buio non sa dove va. Finché avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli della luce. Ottimo Caifa. Tutto il Sinedrio è riunito. Grandi sacerdoti, anziani del popolo e scribi sono qui come tu hai voluto. Sapete perché vi ho convocati? Non abbiamo molto tempo. C'è una decisione urgente da prendere. Ascoltate questa folla di pazzi che urla per le strade di Gerusalemme. Quest'uomo opera molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno la nostra città e la nostra nazione. Per troppo tempo non abbiamo fatto nulla. Caifa, e perché consentire che ci turbi? Lasciamolo stare. Tutti costoro comprenderanno presto che non conta nulla. Anna, tu non comprendi. Gesù è pericoloso. Prima gli abbiamo lasciato percorrere la sua strada, e mentre lui dà inizio ad una guerra più grande, noi siamo ancora qui a perdere tempo e a parlarne. Non ho molto del E quell'uomo è in città adesso per procurarsi rinforzi.
È un'impresa che dobbiamo fare fallire. Ma via, via! È soltanto un altro messia giunto dalla Galilea. E sappiamo dalle scritture come dalla Galilea non sorge profeta. La differenza è che lo chiamano re. A questa differenza mi spavento. Credi forse che i romani, quando vedranno il re Gesù incoronato, gli faranno cerchio acclamandolo? Ma io, sommo sacerdote dei Giudei, finché avrò vita, non permetterò che la fede sia bestemmiata e non offrirò il nostro popolo alle lance dei romani. Il popolo ha avuto ciò che voleva. Perché portarglielo via se lo desiderano? È una mania momentanea. Avete sentito? Voi non capite nulla. Non comprendete come vi convenga che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Non capite che a causa sua possiamo cadere. Gesù deve morire per la salvezza del popolo di Israele. Il Nazareno deve morire. Come ci comportiamo allora col re falegname? Come lo fermeremo? Da dove cominciamo con un uomo più grande di quello che era Giovanni quando invettò il battesimo? Ricorriamo alla guarnigione romana. No! Per ora niente esercito, né sommosse. La folla diventerebbe incontrollabile. Dobbiamo fermarlo, ma non di festa, perché non ne nasca un tumulto nel popolo. Stai sbagliando proprio. Non era questo il prezzo che avevamo fatto. Stai importunando. No, Giuro già sapevo. la merce non te la darò. Devi sborsare. Adesso vai via, fammi lavorare. Se non ti sta bene vai da un'altra parte. Cosa stai dicendo? Via adesso. Sono stanco. Guarda te stai. Non è possibile quello che stai dicendo. Portate via di qua queste cose! Non è forse scritto? La mia casa sarà riguardata come casa di preghiera da tutte le genti! Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri! Qual segno ci mostri per far queste cose? Disfate voi questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. 46 anni ci son voluti per fabbricare questo tempio e tu lo fai sorgere in 3 giorni? Signore Gesù! Signore Gesù! Figlio di Davide! Abbi pietà di noi! Di noi! Abbi pietà!
Vado! Oh, vado, sì! Osanna! Al figlio di Davide! Osanna! Nel più alto dei cieli! Non senti quel che essi gridano? Riprendi i tuoi discepoli! Io vi dico che se essi tacessero, griderebbero le pietre. Gesù, hai cominciato a credere davvero alle cose che dicono di te. Li hai infiammati. Pensano di avere trovato il nuovo Messia. Sarebbe stato meglio per tutti noi che tu fossi rimasto a Nazareth a intagliare legna come tuo padre. Vai, maestro, vai! Le prostitute sprecano nardo prezioso per te e ti asciugano i piedi con i loro capelli. Dovevi salvare Israele e invece hai recato idolatria. Continua a circondarti di questa folla di ciechi, di stolti, di storpi. Io ora so cosa devo fare. Poi si compiranno il tuo ed il mio destino. Signore, tu lavare i piedi a me? Quel che faccio, tu ora non lo comprendi, ma lo saprai in avvenire. Tu non mi laverai i piedi in eterno. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto puro. Ora voi siete puri, ma non tutti. Intendete quello che io vi ho fatto. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque v'ho lavato i piedi io, il Signore e il Maestro, dovete anche voi lavarvi i piedi l'un l'altro. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché, come v'ho fatto io, facciate anche voi. Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché vi dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio.
In verità vi dico, d'ora in poi non berrò più del frutto della vite, fino a quel giorno in cui ne berrò del nuovo, insieme a voi, nel regno del Padre mio. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, che è sacrificato per voi. Prendete e bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza, che sarà sparso per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla mensa. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me. Io so quelli che ho eletti, ma ciò avviene affinché si compia quanto dice la Scrittura. Uno che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ma chi l'ha fatto? Sono stato! Sono io! Ma chi sono? Forse sono stato io! Chi è stato? Ma chi è mai costui? Forse sono io, Signore! Domanda: chi è quello di cui parla? Signore, chi è? Colui che ha intinto con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, proprio come sta scritto di lui. Ma guai a colui per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato. Sono forse io, maestro? Tu l'hai detto. Quello che devi fare, fallo presto. Ora
è stato glorificato il Figlio dell'uomo, e Dio è stato glorificato in Lui. E se Dio è stato in Lui glorificato, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto. Figliolini, son con voi ancora per poco. Mi cercherete, ma come dissi ai giudei, dove vado io, non potete venire. Ora lo dico anche a voi. Signore, dove vai? Dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma più tardi mi seguirai. Voi tutti troverete occasioni di caduta in questa notte, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che io sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. E perché, Signore, non posso seguirti ora? Anche se tutti venissero trascinati a cadere, io no. Signore, io insieme a te son pronta a subire anche il carcere e la morte. Darò per te la mia vita. Tu darai la tua vita per me. Oh, Pietro, in verità io ti dico, oggi, in questa notte, non canterai il gallo, che proprio tu, già, mi avrai rinnegato 3 volte. No, no. Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Quando io vi ho mandati senza borsa, senza bisaccia e senza calzari, vi è mancato qualcosa? Oh, no, è vero, mai nulla, niente. Ma ora, chi ha una borsa, la prenda, come pure una bisaccia, e chi non l'ha, venda il suo mantello e compri una spada. Perché io vi dico che deve compiersi in me questa parola della scrittura. Anche tra i malfattori è stato computato. Infatti, tutto quello che mi riguarda è giunto al suo termine. Signore, ecco, qui ci sono 2 spade. Basta. Ecco, viene l'ora. Anzi, è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma non sono solo, perché con me è il Padre.
Fermatevi qui, mentre io vado là a pregare. L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Abba, Padre mio, tutto ti è possibile. Se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non si faccia quello che io voglio, ma quello che vuoi tu. Simone, tu dormi. Non avete dunque potuto vegliare con me neppure un'ora. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Padre mio, se non è possibile che si allontani questo calice senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Dormite pure adesso e riposatevi. L'ora è venuta. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani dei peccatori. Ecco, si avvicina colui che mi tradisce. Salve, maestro. Amico, a che scopo sei qui? Oh Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Circondate tutto! Avanti! Avanti così! Chi cercate? Gesù Nazareno. Sono io. Chi cercate? Gesù Nazareno. Ve l'ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Questi sono gli ordini. Mi hanno ferito! A voi, guardia! Venite! Arrestate questa turba di Galilei! Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la spada
periranno di spada. Che cosa vuoi? Cosa? Incredibile! Credi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Non berrò io il calice che il Padre mi ha dato? Lasciate andare le cose fino a questo estremo. Come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che avvenga così? E voi, soldati del Tempio, lasciate andare i miei fratelli. Sì! Siete venuti con le spade e bastoni a prendermi come fossi un ladrone. Ogni giorno ero seduto in mezzo a voi nel Tempio ad insegnare e voi non avete messo le mani sopra di me. Ma tutto questo avviene affinché si adempiano le scritture dei profeti. Questa è l'ora vostra, è la potenza delle tenebre. E condussero Gesù davanti al sommo sacerdote Caifa, presso cui s'erano radunati tutti i grandi sacerdoti, gli anziani del popolo e gli scribi. Ora i grandi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte. Sacerdoti, anziani del popolo, dottori della legge, quest'uomo afferma di essere il re dei Giudei. Affinché voi possiate giudicarlo, dovete ascoltare le testimonianze di chi ha visto e udito. Voi dite al Sinedrio quanto avete visto e sentito di quest'uomo. Costui ha detto: posso distruggere il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. Sì, così. Non rispondi niente? Io ho parlato in pubblico al mondo. Io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove s'adunano tutti i giudei, e niente ho detto in segreto. Perché interroghi me? Interroga quelli che mi hanno udito. Di che cosa ho parlato loro? Ecco. Essi sanno che cosa ho detto. Se ho parlato male, dimostra cosa ho detto di male. Noi l'abbiamo sentito dire
io distruggerò questo tempio costruito da mano d'uomo e dopo 3 giorni ne edificherò un altro non fatto dalla mano dell'uomo. Non rispondi nulla tu! Cos'è ciò che costoro depongono contro di te? Se tu sei il Cristo, a noi lo devi dire. Se ve lo dico, voi non crederete. E se io vi interrogo, voi non mi risponderete. Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se dunque sei tu il Messia, il figlio di Dio benedetto. Tu l'hai detto. Io lo sono. Che? Anzi, io vi dico, voi vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra dell'Onnipotente venire sulle nubi del cielo. Ho bestemmiato! Sì, ho bestemmiato! Che bisogno ancora abbiamo di una testimonianza? Abbiamo sentito noi stessi ora la bestemmia dalla sua bocca! Che ve ne pare? Sì! Di Sacerdoti! Anziani del popolo! Dottori della legge! Avete visto e avete udito? Quest'uomo è colpevole contro la legge e contro Cesare. Perciò non spetta soltanto a noi giudicarlo. Sia condotto a Pilato. Via! Caifa. E se Pilato esitasse a confermare la condanna a morte emessa dal nostro Sinedrio contro Gesù e cercasse di liberarlo, che faremo? Il governatore è tenuto, secondo la consuetudine, a concedere al popolo per la festa di Pasqua la liberazione di un condannato a morte, chiunque sia quello per cui si domanda grazia. L'unica possibilità del procuratore romano di salvare il Nazareno è che la folla chieda di rilasciare Gesù. Ora Pilato ha in carcere anche il famoso Barabba, condannato dal Sinedrio per una sommossa avvenuta in città e per un assassinio. Istigheremo la folla a chiedere che Pilato piuttosto lasci loro libero Barabba. Di questo te ne occuperai tu personalmente, Anna, con la consueta cura che ti distingue in queste faccende. Sarà fatto, ottimo Caifa. La folla che gli stese mantelli per strada alla porta Susa gli si rivolterà contro. Fatemi entrare! Fatemi entrare! Fatemi... L'ho visto Dio! L'ho visto! È stato così orribile che ho dovuto voltare la testa! Gli avete sputato addosso! Lo avete battuto a sangue! Salve Giuda di Simone Iscariote. Ciò che hai fatto sarà la salvezza di tutto il popolo di Israele. Sarai ricordato in eterno per questo. Peccato!
Ho tradito il sangue innocente! Oh, non comprendo perché ti tormenti col rimorso. Sei stato anche pagato per la tua impresa. 30 sicli d'argento. Davvero una buona ricompensa per un bacio. A che ce ne importa? Pensaci tu! Oh no! No! Non è lecito metterle nel tesoro sacro, perché sono prezzo di sangue. Allora, con quel denaro compreremo il campo del vassaio per la sepoltura dei forestieri. Intanto Pietro, da lontano, lo aveva seguito fin dentro l'atrio del sommo sacerdote e ne stava con i servi a scaldarsi presso il fuoco. Anche tu eri con Gesù il Nazareno. Non so. Non comprendo quello che tu dici, oh donna. Costui è di quelli. Era dei discepoli di Gesù, il Galileo. No, non lo sono, ma io non conosco neppure l'uomo di cui parlate. Non lo conosco, no. Non lo conosco. Non t'ho forse veduto io? Con lui, al giardino? Sì, sì, è vero, sì. Tu sei uno di loro. Infatti tu sei Galileo. Anche la tua parlata ti dà a riconoscere. Ma io non conosco quell'uomo. Ma che dite? Non conosco quell'uomo. Gesù! Gesù! No! No! Gesù! Gesù, ti ho rinnegato! No! Perché l'ho fatto? Perché? No! Gesù!
Iscariota sono il traditore che ha venduto il maestro, l'empio che ha fatto uccidere il figlio dell'uomo, l'infedele, l'ingrato che ha consegnato ai suoi nemici colui che lo ha voluto bene sino a lavargli i piedi. Perché ho tradito? Perché? Perché? Dovrei essere trascinato nel fango, ma qualcuno, sì, qualcuno doveva farti arrestare perché si adempissero le profezie. Gesù, so che non vuoi ascoltarmi, ma io ho compiuto solo la tua volontà. Dio, tu lo hai sempre saputo, ma io non comprenderò mai perché hai scelto me per questo crimine ripugnante e sanguinoso. Sì, forse perché tu Gesù non mi hai mai amato, o mi hai amato solo quanto basta a rendere esecrabile il mio tradimento. Sì, perché non sono io che ho condotto le guardie del Tempio nell'orto degli ulivi, non sono io che ho baciato Gesù, non sono più Giuda, perché ho aperto la mia anima a Satana. E tu Satana, sei entrato in me, hai avvolto la mia mente nelle tenebre. Io ho respinto la luce. Gesù è la luce. Io non sarò mai figlio della luce. Ho peccato di invidia, di avidità, di sterile disperazione. Oh, Eterno, io grido a te da luoghi troppo profondi. Non farmi soffrire più del giusto, oppure non ascoltare la mia voce. La terra si scuote per il mio tradimento, la tenebra mi distrugge, il buio mi copre il volto. Corre incontro alla mia disperazione senza salvezza. Io, Giuda Iscariota, ho tradito! Ed egli si allontanò e andò ad impiccarsi. Ave, Anna e Caifa, quale accusa portate contro quest'uomo? Se non fossi un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Prendetelo voi e giudicatelo, secondo la vostra legge. A noi non è permesso di dar la morte ad alcuno.
abbiamo trovato costui che incitava la nostra gente alla rivolta. Proibiva di pagare il tributo a Cesare e affermava che egli è il Cristo Re. Dunque colpevole contro Cesare, perché non vi è altro re che il potente Cesare. Quest'uomo è tuo, Ponzio Pilato, giudicalo tu secondo le leggi di Roma. Questo è il tuo compito. Salute, Quinto procuratore della Giudea. Sacerdoti giudei, razza ipocrita e maledetta, per causa vostra ho dovuto staccare dalle pareti le insegne con l'immagine dell'imperatore, trasferire gli eserciti da Cesarea e venire personalmente qui a vedere cosa stava accadendo. Ed ora mi chiedete di giudicare un pazzo, colpevole soltanto di avere pronunciato discorsi assurdi a Gerusalemme e in altri luoghi. E sia, non vi lagnerete ancora una volta di me con Cesare. Soldato, conduci il prigioniero! Sei tu il re dei Giudei? Dici questo da te o altri te l'hanno detto di me? Son forse giudeo io? La tua nazione e i grandi sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se fosse di questo mondo il mio regno, le mie guardie, certo, avrebbero combattuto perché non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma il regno mio non è di qua giù. Dunque, tu sei re. Tu l'hai detto. Io son re. Per questo io son nato. E per questo son venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E che cos'è la verità? Non rispondi nulla, ma non senti di quante cose ti accusano. Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dalla Galilea, dove egli ha incominciato, fin qua. Quest'uomo è Galileo? Lo è, procuratore. È della giurisdizione di Erode. Allora lo giudichi lui, il gran tetrarca. Anch'egli oggi si trova a Gerusalemme. Gesù, finalmente sono assai contento di incontrarti faccia a faccia. Una volta hai detto che sono una volpe. Ti sei conquistato un grande nome
guarendo gli storpi, resuscitando i morti. Tutti parlano di te come di una meraviglia. Da lungo tempo desideravo vederti. Oh, comprendo che sei il figlio di Dio. Almeno è quanto hai detto. E così tu sei l'unto del Signore, il grande Gesù Cristo. Su, provami che sei divino. Cambia la mia acqua in vino. È tutto quello che devi fare. Avanti, re dei Giudei. Oh, che peccato che fosse tutta una menzogna. Allora ti prego, cammina sulle acque della mia reggia. Se farai questo per me, ti rimetterò in libertà. Su, fallo, re dei Giudei. Sono qui, sto aspettando. Muoio dalla voglia di vedere che non sei un uomo qualunque. Oppure se nutri tutta la mia corte, la mia servitù, con i tuoi pani, con i tuoi pesci. Lo puoi fare all'istante, solo se lo vuoi. Ho qualcosa andato storto! Tu sei un'impostura! Non sei il Signore! Non sei altro che una frode! No, non vale la pena di spedirti in catena alla fortezza del Macheronte! Non ho nulla da dire, portatelo via, ma prima una veste bianca, come si addice ai pazzi, agli sciocchi come lui. Via, re dei Giudei! Via! Procuratore, quell'uomo non ha aperto bocca davanti al tetrarca. Porcola! Maledizione, Erode, a questi fanatici ebrei! Il loro Dio li ha liberati dalla schiavitù di Egitto, li ha tratti in salvo attraverso il mare. Nel deserto li ha nutriti con la manna e in cambio di tutte queste cose essi lo hanno provocato con un bidello d'oro fuso. E adesso proprio loro vogliono che io metta a morte quest'uomo perché si è proclamato re. Pilato, c'è dell'altro. Tua moglie, Claudia Procula, ti manda dire: non ti impicciare nelle cose di quel giusto, perché oggi in sogno ho sofferto molto a causa sua. Anche mia moglie è affascinata da quest'uomo. Lei ha sempre nutrito simpatia per i giudei e le loro usanze. Ma cosa avrà mai costui? Quale arcana virtù opera in lui? No, non lo credo, un pazzo. Ha uno sguardo sereno che disarma. Guardia!
conducete il prigioniero. A morte! Procuratore! A morte quest'uomo! A morte il Nazareno! Condannato a morte! Che sia condannato! Popolo di Gerusalemme! Voi mi avete portato avanti quest'uomo come se incitasse il popolo alla rivolta! Ma io l'ho interrogato alla vostra presenza, come avete veduto, e non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate, e nemmeno Erode, perché lo ha rimandato a noi. Dunque, egli non ha commesso nulla che meriti la morte. Ma siccome è vostro uso che io vi liberi uno per la Pasqua, chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Volete che vi metta in libertà il re dei Giudei? Liberaci Barabba! Chi dei due volete che vi mandi libero? Che devo dunque fare di Gesù che voi chiamate il re dei Giudei? Ma insomma, che cosa ha fatto di male costui? Non ho trovato in lui niente che meriti la morte. Lo rimetterò in libertà dunque, dopo averlo fatto flagellare. 40 sferzate meno una, come stabilisce la vostra legge, se un uomo pecca verso un altro uomo. Portatelo via e flagellatelo! Unde triginta! Triginta! Triginta unus! Triginta duo! Triginta tres! Triginta quattur! Triginta quinque! Triginta sex! Triginta septem! Duode quadraginta! Et unde quadraginta! Salve, o re dei Giudei! Salve, o re dei Giudei! Popolo! Ecco! Ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui nessuna colpa!
con l'uomo! Prendetelo e crocifiggetelo voi, perché io non trovo in lui nessuna colpa! Noi non abbiamo una legge! E secondo questa legge lui deve morire! Perché si è fatto figlio di Dio! Dimmi. Di dove sei? Non parli! Ma non sai che ho potere di rimetterti in libertà e potere di crocifiggerti! Tu non avresti su di me nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi ha consegnato me nelle tue mani è più colpevole di te. Pilato! Se la liberi! Non sei amico di Cesare! Infatti si fa re, ma contro Cesare! Ecco il vostro re! Tu via! Via, crocifiggilo, Pilato! Devi morire a morte! A morte! Dovrò crocifiggere il vostro re! Noi non abbiamo altro re che Cesare! Se lo liberi, non sei amico di Cesare! Peggiore! Odiosa città continuata da venerarmi di amarezza e di disgusto! Fiori e vili! Una vigliaccheria ignominiosa ma di ostinazione invincibile! La vostra razza ribelle protegge sempre i responsabili delle sommosse contro Roma e adesso insinuate che odio l'imperatore! Ma d'ora in poi non avrete più pace! A Gerusalemme vedrete non una corte sola, no, ma l'intera legione fulmine. E allora, Caifa, udrai piantamaro e lamenti e ripenserai a Barabba che hai salvato. A me! Io sono innocente del sangue di questo giusto! Pensateci voi! Il sangue suo ricade su di noi e sui nostri figli! Il sangue suo ricada su di noi e sui nostri figli! Il sangue suo ricada su di noi e sui nostri figli! Figlia di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché ecco, verranno dei giorni in cui si dirà: beate le sterili e quelle che non han generato, e le mammelle che non hanno allattato. Allora si metteranno a dire alle montagne: cadete sopra di noi, e alle colline:
ricopriteci, perché se tali cose vengono fatte al legno verde, che avverrà del legno secco. No, non la stracciamo. Ma tiriamo a sorte che debba toccare. Ehi! Ehi tu! Distruggi il tempio in 3 giorni e lo ricostruisci. Salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ehi! Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso! Sei il Cristo, l'eletto di Dio, scende ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Ho confidato in Dio, sia liberi, ora c'è l'uomo, ciò che ha detto, son figlio di Dio. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. No, non sei tu il Cristo. Salva dunque te e noi. Non sei... no, non temi tu e Dio, tu che soffri la stessa condanna, e per noi con giustizia, perché riceviamo degna pena dei nostri delitti. Ma lui non ha fatto niente di male. Gesù, ricordati di me quando ritornerai nella maestà del tuo regno. In verità, ti dico, oggi sarai in paradiso con me.
figlio del mio cuore. Come posso resistere guardandoti appeso alla croce? Agnello innocente, rispondimi. Chi ti ha spogliato? Chi ti ha messo in croce? Chi ti ha spaccato le mani coi chiodi, frutto delle mie viscere? Figlio mio amatissimo, tu, fiorente di bellezza sopra tutti gli uomini, non hai più figura né armonia di membra. Avrebbero fatto meglio a strapparmi il cuore! Datemi mio figlio! Liberatelo! Liberatelo! Schieratelo dalla croce! E io mio bianco vermiglio, senza di te, che ne sarà di me? Chi darà conforto al mio cuore angustiato? Figlio adorato, io voglio morire con te! Voglio morire con te! Voglio morire con te! Donna, ecco tuo figlio. Ecco tua madre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, costui chiamo Elia. Ho sete, sete. Lascia, vediamo se verrà Elia a levarlo di croce. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Che succede? Che succede? Oh, guardate la terra trema! Oh, davvero! Davvero costui! Costui! Ora il figlio di Dio! Il figlio di Dio! Costui ora il figlio di Dio! Gesù aveva detto: disfate voi questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Gli replicarono allora i giudei: 46 anni
ci son voluti per fabbricare questo tempio e tu lo fai sorgere in 3 giorni? Ma egli intendeva il tempio del proprio corpo. Ma chi? Ma che cosa? Un compito in grado stare qui a vegliare un marito. O che cosa deve succedere in mare? Purtroppo questi sono gli ordini e bisogna obbedire. Facciamo la guardia a questo mare! Inutilmente qui, notte e giorno, giorno e notte. Ma lo stai sentendo pure tu? Sì. Ma sembra che qualcosa si muove. Con la terra! La terra trema, sì! Si scuote tutto! Si scuote il terremoto! Guarda! Guarda! Si sposta! Si sposta tutto! Ma che succede? Che succede? E in questo Cristo risorto riponiamo veramente le sorti dell'umanità in questo momento particolare. Ancora una volta grazie al Museo Internazionale delle Marionette per questa possibilità, grazie veramente a tutto lo staff. La marionettistica dei Fratelli Napoli con passione ha rappresentato questa passione di Gesù Cristo. Tutti qui schierati ancora una volta a lottare, a sfidarci, perché questa nostra tradizione, in questo 100° anno della nostra attività, possa essere sempre forte, gagliarda, piena di entusiasmo, come lo è stata con i nostri maggiori, nella nostra crescita, in tutto quello che noi consegneremo a queste future e piccole in questo momento generazioni. I Fratelli Napoli, la compagnia, Giacomo Anastasi, Martina Sapienza, il grande professore Alessandro Napoli, Giuseppe Napoli, capomaniante, Davide Parraturi, Roberta Laudani, assistente di palcoscenico, Dario, direttore di scena, Marco Maniante, Agnese Napoli, parretrici, i nostri piccoli Carlo, Italo e Carlo, e da Fiorenzo Napoli e dalla nostra mascotte, Serena Pasqua a tutti quanti. Grazie, auguri. Auguri a tutti.